Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Un lunedì sera dalle grandi emozioni allo Stadio Adriatico che ospita la sfida tra Pescara e Verona. La 22esima giornata della Serie B-Win si chiude infatti con il posticipo di questa sera tra la squadra di Zeman a 39 punti in classifica e quella di Mandorlini che invece di punti ne ha 41, ed è una grande festa come vedete all'Adriatico per questa sfida davvero importante. Un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia dell'isola del Giglio ovviamente. Eccolo qui il minuto, l'applauso da parte di tutto l'Adriatico vicino alle vittime della Costa Concordia, e si comincia a giocare con subito il Pescara che prova a farsi vedere con l'Ivoriano Conè dentro l'area di rigore, ancora Conè con il tocco da parte di Scaglia. Non sembra esserci però il calcio di rigore, allora si prosegue, 13° minuto, c'è il gol del Pescara e proprio Conè, l'Ivoriano, andrà a segno per il suo secondo gol in questo campionato ed esplode l'Adriatico per il gol del numero 23 del Pescara. Eccolo qui, il suo sinistro che trafigge Rafael e vale l'1-0 al 13° minuto in favore del Pescara. Pescara che prova a raddoppiare, ancora Insigne, uno dei più pericolosi dei suoi, e il destro a giro, la grandissima parata al 17° minuto di Rafael. Poi ci prova anche il Pescara con questo colpo di testa di Lepillier. E attenzione perché sul rinvio da parte di Anania, guardate il controllo di Insigne, con il tacco si porta avanti il pallone, lo tiene lì, poi vede l'arrivo di Immobile, si ferma, calcia con il destro, pallone che accarezza la traversa, un'azione bellissima quella del Pescara a partire dal controllo di esterno tacco da parte di Insigne e il destro di Immobile. E allora ci prova ancora Conè con questo destro, la parata in angolo da parte di Rafael. Pescara pericolosissimo, vicinissimo al 2-0 la squadra di Zeman. E allora, come nei migliori cliché, c'è però l'unica azione da parte del Verona che culmina con la rete da parte di Ferrari, che al 39° minuto sigla l'1-1 in favore dei veneti. Taxidis apre per Russo sulla destra, bello il cross di prima intenzione, in ritardo la difesa abruzzese. Allora Ferrari trafigge Anania, 1-1 al termine dei primi 45 minuti. Inizia la ripresa ed è subito il Pescara di Zeman a farsi sotto con questa incursione da parte di Cascione. Palla al centro, c'è la girata di Immobile che vale il 2-1 in favore del Pescara. 4° minuto di gioco nella ripresa, Pescara di nuovo avanti con Ciro Immobile, questa volta che va a segno in questo campionato per la 14ª volta. Sinistro sporco che si infila però nell'angolino dove Rafael non può arrivare. È 2-1 in favore del Pescara, ma guardate che cosa accade al 12° minuto. Palla dentro, Abate colpisce il palo grazie anche alla parata di Anania, poi Romagnoli allontana Cascione con il rinvio, il brutto controllo da parte della difesa del Verona, e allora si invola Insigne, velocissimo il giocatore Scuola Napoli, palla dentro per Immobile, ottimo il controllo, ottimo anche il destro, vale il 3-1 in favore del Pescara. Siamo al 12° minuto di gioco nella ripresa, chiude i conti il Pescara, 3-1, 15° gol per Ciro Immobile, giocatore delle giovanili della Juventus. Un altro gol davvero bellissimo, prova a reagire però il Verona Maidomo con Berrettoni che colpisce però la traversa grazie anche al tocco di Anania in calcio d'angolo. Ancora un colpo di testa, Anania in qualche modo, poi Ferrari non trova il tap-in vincente e non accorcia le distanze. Sansovini su calcio di punizione, si supera in questo caso Rafael, lo sguardo preoccupato di Mandorlini. Nel finale c'è un'altra occasione ancora per il Pescara, Immobile al centro, arriva Giacomelli, una doppia finta, poi suo destro per la parata a terra da parte di Rafael. La soddisfazione seppur invisibile da parte di Zeman perché finisce qui, il Pescara batte il Verona 3-1, supera in classifica proprio i veneti e si piazzano terzi in classifica, quota 42.